Ma tu guarda log, ma tu guarda lì, è esplosa la Gattuso mania in Serie A, ragazzi. Mamma mia, da che lo voleva solo la Fiorentina, ora lo vuole sia l'Inter e la Juventus. Bah, chissà come è strana la vita, ragazzi, come è strana veramente la vita. Si parla in questi giorni di Gennaro Gattuso alla Juventus, allenatore della Juventus per il prossimo anno, se non dovesse arrivare Zinedine Zidane e se non dovesse arrivare il Acciughina Massimiliano Allegri. L'Inter si guarda intorno perché giustamente deve vedere se possono pagare tutti gli stipendi, i giocatori arretrati, perché Lukaku lo devono finire di pagare, Hakimi ugualmente, e quindi vediamo un po' come è la situazione. Poi c'è la Fiorentina che sembrerebbe in pole per Gennaro Gattuso, però il Gattuso secondo me strizza anche l'occhio alla Juventus, come già detto. Vediamo se porta il Napoli in Champions League, il Napoli dove va a parare. Si parla ultimamente anche di Massimiliano Allegri, grazie anche no. Si parla addirittura dell'allenatore del Lille, che ora mi sfugge il nome, non me lo ricordo. E poi si parlerà di Luciano Spalletti che sembra l'unico in pole position a un eventuale addio di Gennaro Gattuso alla panchina del Napoli. Questo poi lo sapremo sempre nel corso degli ultimi 90 minuti se il Napoli dovesse centrare la Champions League o dovesse andare in Europa League. È tutto da decidere, non è ancora tutto deciso e da lì si aprirà il rebus, il fantallenatore per vedere chi si siederà sulla panchina di Juve, Milan e Inter. Tutto qui, ragazzi, Quindi aspettiamo gli ultimi 90 minuti per vedere cosa succederà alla fine di questo campionato. Iscriviti al canale di Neapolis 1926 e sempre Forza Napoli. Ciao a you!